Buonasera e bentrovati da Cristian Moda dal Capannino per la sesta giornata del campionato di Serie A2. Ovviamente, visto che è la prima riunione dal Capannino per l'anno 2025, vi auguro a tutti buon anno. Come sapete, ogni telecronaca ho accanto a me un commento tecnico. Abbiamo avuto Nando Montigella, abbiamo avuto Davide Banini, abbiamo avuto Mark Thiel, poi abbiamo avuto anche Federico Pagnini e oggi abbiamo l'onore, signore e signori, di avere con noi il mister della 1, Sergio Silva. Buonasera a tutti. Benissimo, io gli ho fatto la voglia da inizio stagione per averlo qui accanto a noi, finalmente ce l'ho fatta e ringrazio Sergio veramente per questa presenza. E niente, saremo qui a commentare, Sergio, questi ragazzi che bene o male conosci quasi tutti perché hai allenato tanti di loro nelle giovanili e alcuni di loro vengono molto, come si diceva anche con i tuoi ragazzi della 1, vengono da te per fare allenamento in A1 praticamente, dico bene? Sì, ho individuato 4 di questi ragazzi che si allenano spesso con noi per provare a quello che sarà un livello più alto e quello che cerchiamo di fare, dargli la possibilità di allenarsi con gente matura, esperta, sicuramente li potrà fare crescere e poter usare nella sua categoria che è questa. Infatti noi abbiamo sempre detto che la 2 del Follonica ha proprio questo compito, Sergio, di cercare di avvicinare i ragazzi che si meritano alla categoria superiore e non proprio per fare un campionato a sé. Infatti si va a scontrare con delle corazzate tipo Castiglione, tipo Camaiore, che hanno invece un obiettivo diverso, quello di andare in A1, ma invece noi abbiamo questa una fucina per la squadra maggiore. Penso di sì, l'obiettivo del Follonica deve essere quello e quello è. Quest'anno non c'è nemmeno, diciamo, la retrocessione, non possono salire in A1, quindi è importante per loro fare questo campionato con squadre di livello perché li può aiutare a migliorarsi per farsi trovare più pronti quando sono chiamati alla prima squadra. Perfetto, allora diamo le formazioni. Il Follonica presenta Marco Mugnaini, Asta Federico, Agresti Alessandro, Masini Lorenzo, Fabri Edoardo, Maggi Adriano, Bonucci Lorenzo, che ha scritto 2 volte perché la regia non sapeva che fare, Galgani Filippo, Grossi Alessandro e Alberto Aloisi. Nel Viareggio invece il 22 Menichini Thomas, 6 Cardelli Filippo, 7 Marchetti Matteo, 19 Begatti Simone, 35 Mora Paceco Oscar, 74 Pesavento Giovanni, 78 Pezzini Nicolas, 87 Carrieri, 79 Cardella Elia, 16 Dal Torrione Gabriel, allenatore Mirko Bertolucci. Allora, un tuo vecchio compagno in panchina dei Pumas, Sergio, delle gloriose vittorie qui del Follonica, allena anche lui una squadra giovane, una squadra che comunque anche loro ha un obiettivo diverso, però comunque sempre dei ragazzi giovani sono. Sì, Mirko lo conosco bene, è un amico, penso che è un allenatore che sa quello che fa. Allena una squadra sicuramente giovane, di qualità, perché sono anni che questi ragazzi, alcuni li ho affrontati quando allenavo i giovanili del Follonica nelle varie finali, e sicuramente una bellissima squadra. È la prima esperienza al microfono, Sergio? Sì, no, è la prima esperienza. Un po' a disagio, preferisco essere dall'altra parte. Ci credo, Ciro, però vedrai che sarà una bella esperienza. Si sono divertiti tutti i ragazzi che sono stati qua accanto a me. Vediamo un attimino nell'andazzo, intanto che partita ti aspetti, Sergio, da questi ragazzi? Dura, per la squadra Follonica dura perché, ripeto, troveranno una squadra piena di bravissimi giocatori, ma mi aspetto una sfida aperta perché anche Follonica non è da meno, sono giocatori che possono sicuramente mettere in difficoltà la squadra avversaria. Ripeto, mi aspetto una bella sfida. Bene, speriamo che il tuo pronostico sia corretto e manca poco al fischio d'inizio. Si parte con la rimessa a gioco appunto per il Pumas con il numero 7 che è Marchetti. Marchetti la dà a Carrieri, Carrieri viene indietro attaccato da Mariotti, Mariotti la dà indietro per costringe, anzi il giocatore dei Pumas andrà indietro, scadono i 5 secondi e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del Follonica.
Ricordiamo che il campionato Serie 2 è condotto in testa dal punto, come si diceva prima, dal Castiglione, che ha punteggio pieno, e 4 vittorie e una sconfitta, 12 punti. Dietro alla Telestina Maiore stesso risultato, 4 vittorie e una sconfitta. Intanto va Filippo Galgani sulla fascia, attaccato a 2 giocatori di Pumas, la dà dietro Adriano Maggi, che corre Adriano Maggi sulla sponda, passa dietro la porta, cerca un compagno e scarica dietro verso però il passaggio non è veloce, quindi la intercetta un giocatore di Pumas, Mora Paceco, che chiamerò Paceco, si fa prima. E allora Mariotti per il Follonica. Galgani va in accelerazione, controllato da Pezzini controlla ancora Galgani, però tiene sempre la pallina e scarica ancora dietro per Maggi alza la testa, guarda Mariotti si gira, cerca di mettere una palla in mezzo per Agresti, ma nulla di fatto in questo momento. Attaccato Adriano Maggi alla sponda dai Pumas, dai 2 giocatori del Pumas, e l'arbitro fischia palla a 2. Riprenderemo con una rimessa in gioco dal vicino, dall'angolo, e si riprenderà appunto con una palla a 2, con Maggi sulla pallina per il Follonica. Va Maggi, alla meglio Paceco va Maggi, però gli leva la palla, va la prima occasione per il Follonica con Adriano Maggi, subito un'occasione per i ragazzi di Alberto Aloisi, che vanno a cercare subito andare in vantaggio, ma nulla di fatto. Che dici, Sergio? Avvio mi sembra abbastanza concitato. Sì, come era prevedibile, sia la difesa del Follonica alta e intensa, il Pumas è esattamente uguale, aperta, perché spazi ci sono. Bene, allora cominciamo con Mariotti controllato da Paceco, sempre va Mariotti, cerca di butta via la palla Mariotti, non si sa come mai l'ha buttata via là, e allora la prende Carrieri cerca un compagno, va in accelerazione Carrieri, la passa a Pezzini ancora a Paceco sulla sponda per Marchetti attaccato da Maggi, gliela porta via di forza, grande Adriano Maggi, va in accelerazione, passa a Galgani, in mezzo l'azione subito per Mariotti, intercettata la palla dal difensore dei Pumas, non permette di concludere, e andava subito in contropiede Carrieri, fermato dalla difesa del Follonica. Le sue lunghe falcate, Adriano Maggi va verso la porta, finta il tiro e va, ma ostacolato subito un fallo di Mariotti sul piccolo Carrieri, che ha un soprannome, però non me lo ricordo come il soprannome di Carrieri. Formica, bravo. Bravissimo, e non me lo ricordavo, sapevo che aveva il soprannome ma non me lo ricordavo. E allora Paceco cerca di saltare Maggi, che però lo controlla benissimo, dietro per Marchetti per Pezzini, che va al tiro, ma in porta abbiamo Marco Mugnaini che difende benissimo la porta. Anche Marco Mugnaini è uno dei ragazzi, Sergio, che porti molto spesso, che c'ha, insomma, della rosa della 1. Sì, lui e Ernesto fanno parte dei 3 portieri della prima squadra, due ragazzi con molta qualità, e che sicuramente gli fa bene prendere qualche minuto, che purtroppo in A1 faccio fatica a darli, perché hanno davanti Leo, certo, e non è facile, certo. Ma sono 2 ragazzi sicuramente con molta qualità. Penso il futuro della Porta Follonica è sicuro, sicuro. Con Leonardo ovviamente salutiamo qui che ho visto oggi a Forte dei Marmi, un saluto a Leonardo Barozzi, e ovviamente lottare con il posto per Leonardo non è facile per nessuno. E allora andiamo con Formica per Paceco va dietro per Marchetti controllato da Filippo Galgani, e allora però la dà a Pezzini ancora per Marchetti, scambiano i 2 giocatori dei Pumas lungo la sponda per Carrieri, fermato dal mastodontico Adriano Maggi nei confronti di Carrieri, però commette fallo e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco dall'angolo basso a sinistra del portiere del Follonica. Riprende ancora i Pumas, girano i Pumas per Marchetti si accentra verso il centro, va con Paceco ancora a Pezzini a Carrieri in accelerazione, va Carrieri in accelerazione, protetto da Mariotti, che però nulla di fatto. Ancora Maggi tenta un contropiede, Agresti da solo, va in contropiede, controllato però da Marchetti, gli soffia via la pallina. E ancora Paceco per il Pumas a Pezzini a Marchetti ancora a Paceco,
Paceco per Marchetti, chiudo bene gli spazi mi sembra, ragazzi del Follonia. Sappi, io tecnicamente, come sai benissimo Sergio, non ne so un granché, quindi la parte tecnica è soltanto la tua, sì, però sì, mi sembra che il Follonia stia chiudendo bene gli spazi. Una difesa abbastanza intensa, alta, via, senza paura, non è facile da attaccarla, ma sicuramente il Puma sta cercando di mettere anche loro l'intensità giusta, ma secondo me è una buona difesa da parte del Follonia che fino adesso. Allora Cresti ancora attaccato e cerca di soffiare la palla, un giocatore dei Pumas. Pezzini va via, in accetto controllato da Mariotti. Mariotti scarica Pezzini per Paceco che sulla maglia però c'è scritto Mora, quindi lo chiameremo Mora, e quindi Paceco è diventato Mora. Carrieri attaccato ancora da Maggi, stavolta però la velocità del piccolo del Pumas riesce, ma il Follonia ancora torna in possesso di pallina con Maggi, in accelerazione Maggi non riesce ad andare al tiro perché il difensore dei Pumas è ancora in area lì. Ottima occasione per Adriano che gira dietro la porta e cerca di saltare il portiere ma non ci riesce. Allora Galgani per Maggi ancora, è entrato bene in partita Maggi, mi sembra. Sì, sì, ha fatto anche una bellissima azione individuale, una grande opportunità di gol. È stato bravo il portiere avversario. Il portiere, ricordiamo, dei Pumas è Thomas Mechini, scusate. Vedete, Sergio sa tutto, ragazzi, sa tutti, ragazzi, ragazzi, la cultura puntistica di Sergio è intramontabile, ragazzi, è impressionante. Fa parte del mio lavoro. Certo. È giusto conoscere tutti quanti, giusto conoscere gli avversari in tutti i modi. Rivediamo intanto qualche replay, qualche azione. Qui vediamo appunto Galgani che mette la palla al centro, respinta dalla difesa dei Pumas, e ancora Maggi. Vediamo un'altra azione di Maggi. Ancora Mora che va verso il tiro, non si fa sorprendere Marco e respinge la pallina. Ancora si riprende con i Pumas con Marchetti finta il tiro, la dà a Pezzini non sa che fare perché Filippo Galgani anticipa, va verso Galgani, serviva bellissimo contropiede, intercetto di Jacopo Mariotti, a questo punto da solo tenta un sottogamba però non è velocissimo e quindi niente di fatto. Una palla importante recuperata con una difesa fatta aggressiva e molto alta, purtroppo poi un po' lento nell'esecuzione del sottogamba. Sì. Ancora Mora per Pezzini, Mora va in accelerazione il centro, va al tiro, bello il tiro di Mora, però ovviamente mette il guantone Marco Mugnaini e respinge, e allora Adriano Maggi torna in possesso di palla, porta via con la forza la palla dalla sponda e la dà ad Agresti per Galgani lungo la sponda per Mariotti mette in mezzo la palla, bellissima occasione Sergio. Grandissima occasione creata benissimo, usando il laterale e poi il taglio centrale, una grande opportunità di rete per il Follonia. Bene, non è riuscito a direzionare in maniera corretta Agresti, ma insomma, come diceva in maniera molto tecnica Sergio, bellissima azione. Allora sempre Pumas però in questo momento in possesso di pallina con Mora che cerca nel frattempo entra in pista Bigatti, attaccato Marchetti da Agresti, dietro per Carrieri va da solo, Carrieri in mezzo, tenta il tiro, sorpreso, paratissima di Marco stavolta perché era sotto le gambe, non era semplice, era anche nascosto, è passata sotto le gambe del giocatore, si è sorpreso dalla pallina e Marco ha respinto in maniera eccellente, direi. Fallo di Agresti, panchina del Follonia abbastanza surriscaldata, non si sa come mai. C'è un momento di dialogo tra il dirigente del Follonia, non ho capito per cosa io. Dicono che c'è stato un contrasto forse un po' più duro da parte del giocatore del Pumas che l'arbitro non ha visto, come non l'abbiamo visto nemmeno noi. Infatti non me ne sono accorto neanche io, quindi va bene così, dai. Quindi Carrieri per Bigatti va da solo, la scarica dietro invece per Carrieri ancora con la sua velocità,
cerca di mettere in mezzo, pronto per il tiro Bigatti, ma non conclude bene perché non controlla bene la palla, e allora si riparte da Carrieri. Carrieri attaccato da Edoardo Fabbri. Edoardo Fabbri ancora un fallo. Edoardo Fabbri prende il giallo. Giallo tecnico, ricordiamo che il giallo ha sostituito il dito in alto, ha sostituito le mani larghe, insomma in tutti quanti i modi per capire questa munizione hanno tirato fuori questo cartellino ora. E quindi, sai, sono ragazzi giovani, hanno bisogno, intanto il time out richiesto dalla panchina del Follonica. Dicevo, sono ragazzi giovani, non un po' le teste calde, anche Edoardo è stato espulso in categoria under 19, però insomma sono cose che possono succedere, Sergio, queste da qui. Non dovrebbero, perché si dovrebbe sempre pensare a migliorare. La mia esperienza anche da giocatore, io ero molto così come sono loro, adesso Certo. la penso in un altro modo. L'arbitro quando fischia, ha fischiato, quasi impossibile che torni indietro nella sua decisione. Io ai miei giocatori dico sempre che al di là degli errori arbitrali lo possiamo commettere e Certo. lo commettiamo anche noi allenatori, giocatori. Pensiamo a giocare, perché Certo. è quello che è la cosa importante. Perdere energie, e non è semplice, perdere energie mentali per una protesta non ha molto senso, anche se, ripeto, non è semplice a volte. Beh, certo, specialmente quando poi c'è l'animo riscaldato, l'animo... Assolutamente sì. L'arbitro ha tirato appunto fuori due cartellini, uno per Edoardo Fabbri, uno per un componente della panchina, per Galgani. Ricordiamo che in panchina il dirigente deve stare zitto, perché io personalmente ho preso un rosso una volta perché mi sono azzardato di qualcosa all'arbitro e mi ha buttato fuori. Perché si mette in difficoltà poi Bravissimo. la squadra. No. Allora si parte con Marchetti per Mora tenta il tiro dalla distanza perché stavano per scadere i 45 secondi d'attacco e quindi niente di fatto. Va Galgani, riesce a tenere la palla Galgani, tanto fosse attaccato da Bigatti, Galgani quindi per Fabbri è rientrato dopo un infortunio da circa 2 o 3 settimane, va da solo Galgani in accelerazione, però Carrieri riesce in velocità a fermarlo. Un buon recupero difensivo, Pippo aveva preso qualche metro, però non è bastato sufficiente. Fallo dell'arbitro, non fallo di squadra, fallo normale, e quindi si riprende con i Pumas, con Marchetti ancora. Marchetti controllato da Mariotti, Marchetti a Mora sempre controllato da Fabbri, da Fabbri anzi a Carrieri va a Bigatti ancora controllato sempre da Galgani, stava per intercettare la pallina Filippo e non ce l'ha fatta, e quindi niente di fatto. Arriva un tiro dei Pumas ma in tiro innocuo, e quindi il Follonia riparte. Tiro in Follonia con Fabbri la dà Galgani, attaccato subito, scontro tra i due, un po' di nervosismo però mi sembra, no? È una partita di hockey, alla fine i contrasti ci sono, se non si arriva ai colpi, diciamo, proibiti, a me piace, non si deve solo esagerare, però è uno sport di contatto, Certo. Si gioca con una stecca in mano, su ruote, non è semplice anche a volte mantenere l'equilibrio. Ricordiamo, si direbbe uno sport maschio, però ricordiamo che noi abbiamo una squadra femminile e quindi anche l'hockey è diventato uno sport per le ragazze, quindi non possiamo dire uno sport maschio, uno sport duro magari, diciamo così. Va bene. Va benissimo, va benissimo. Ancora un fallo per il Follonia, ricordiamo che mancano 15 minuti e 23 secondi alla fine del primo tempo, abbiamo risultato sempre fermo sullo 0-0 e 4 falli per il Follonica e un fallo per i Pumas. Ancora Maggi tenta un'accelerazione, un passaggio, ma Fabbri commette un fallo con la stecca, un nuovo fallo chiamato da un po'. Quindi ancora Carrieri in accelerazione da solo, si fa trovare pronto, tenta una trottola e va al tiro. Io ogni tanto sfrutto qualche vostra indicazione, qualche vostro termine tecnico che ho imparato da voi, da te, da Federico, da Dadda, e quindi sfrutterò questa mia capacità, quindi trottola, taglio diagonale, queste cose che per me sono... Sì, poi ogni allenatore poi magari c'ha anche i suoi termini, diciamo che
qualcuno usa quello che ha sentito durante gli anni di esperienza magari da giocatore e qualcun altro magari gli dà un nome diverso, ma alla fine i movimenti sono quelli. Rigore per i Pumas, Carrieri è riuscito a farsi stendere da Edoardo Fabbri in area e quindi rigore per i Pumas. Bigatti va al tiro con mi sembra abbastanza esagerato il rigore, avendo visto anche il replay, un contatto come ci sono stati tanti altri. Ho detto è riuscito a farsi stendere, infatti ho detto è riuscito a farsi stendere e far sì che l'arbitro desse rigore. Mancano, l'arbitro chiedeva appunto dei 45 secondi, pronto Bigatti sul tiro, Marco in porta e non prende neanche la porta Bigatti e quindi si sta fermi sullo 0-0. Si resta fermi sullo 0-0 dopo rigore. Ancora Mariotti va, fallo, non è un fallo per Mora che cade da solo, l'arbitro non fa nulla. Rivediamo il replay intanto che Mora fa anzi queste cose qui andrebbero leggermente sanzionate, perché questo si vede chiaramente anche dai replay, insomma il ragazzo ha esagerato. Penso di sì, penso che magari il contatto c'è stato ma la caduta è stata assolutamente esagerata. Sentiamo intanto l'allenatore Alberto Aloisi che carica i suoi ragazzi prima di entrare in pista. Esce intanto Jacopo Mariotti, entra Lorenzo Masini, un altro ragazzo che Sergio conosce benissimo, l'ha allenato nelle giovanili, spesso va ancora con lui. Sì, molto veloce. Migliorato tanto secondo me Lorenzo negli ultimi tempi. Ma io vedo cresciuti quasi tutti i nostri ragazzi, a dire sì. la verità. Questo era proprio questo, mi sembra, l'obiettivo della società, certo. E penso che questo si vede. Certo, è vero, sono d'accordissimo. Quindi Galgani sulla pallina per dietro Maggi. Si è ripreso 3 ragazzi, hanno freddo e quindi il nostro cameraman Burcio si diverte a fare queste riprese alla mod di non so che, ma insomma vabbè, niente, riprendiamo la partita ragazzi. Allora c'è Pesavento, intanto è entrato anche un altro ragazzo di qualità, Mora per ancora finta al tiro, ci casca in pieno Edoardo Fabbri, addirittura scivola e va in terra, ma ancora pronto sempre Marco Mugnaini. Fabbri ancora tenta di ancora il passaggio sopra la stecca. Non ho capito se questo fallo qui è un fallo uscito ora nell'ultimo video, è un fallo uscito ora. Sì, quest'anno hanno deciso che ogni volta che si alza la stecca al di sopra la testa danno fallo, avevo letto bene. E quindi ancora un fallo, ora palla alta, gioco frammentato in questo momento. Sì, si sono abbassati un po' i ritmi, i primi minuti molto più intensi, adesso un po' più basso come ritmo di gioco, pallino di gioco forse un po' di più sulle stecche dei giocatori del Pumas, ma il Folone che sta tenendo molto bene la pista. Ancora Edoardo Fabbri, entra la palla in mezzo ma Lorenzo non se ne accorge e la prende di tacco col pattino. Allora Pesavento ancora la dà per Bigatti dietro porta, controllato sia da Galgani che da Maggi, scarica ancora, il fallo si stava dicendo prima appunto, la stecca sopra la testa e quindi l'arbitro ferma il gioco. Maggi sulla pallina, mancano 13 minuti e 10 secondi alla fine della partita, del primo tempo scusate, io ho già finito la partita, alla fine del primo tempo e niente ancora di fatto per nessuno. Lorenzo Vada solo Maggi, ottimo scambio tra i due, bellissimo, con una mano Edoardo riesce a indirizzare verso il portiere ma il portiere è pronto e respinge la pallina. Assolutamente sì, un bel scambio con i spazi che la difesa del Pumas lascia, essendo aperta, hanno fatto un bel incrocio, un passaggio dove Edoardo è riuscito a giocarla bene.
Ancora i Pumas in controllo di palla, mi diceva Sergio che hanno maggior possesso i rossoverdi rispetto al Follonia. Il Follonia però controlla benissimo in fase difensiva, non permette di avere grandi difficoltà, anche perché fino ad ora insomma azioni eclatanti proprio non ce ne sta, occasioni diciamo eclatanti non ce ne sono state. Penso che sono state più da parte del Follonia che del Pumas, se vogliamo togliere il rigore. Tutto il resto tiri abbastanza telecomandati. Marco con una buona presenza li sta respingendo tutti con molta facilità. Ancora ora è entrato Cardella, altro ragazzo di talento, e nello Giovannini insomma faceva la differenza. Poi sai, ho imparato in questo sport che più cresci e più è difficile fare la differenza. Dio bene, Sergio? Assolutamente sì, perché quando giochi contro i tuoi coetanei, quelli che hanno la tua stessa età, se c'hai più qualità si vede. Andando più avanti nell'età cominci a trovare, è come alla 2 che trovi giocatori più maturi, più esperti, già con magari 10, 8, 12 anni di A2, di Serie A1 addirittura, dove è molto più difficile perché tu faccia la differenza. Ancora un fallo per il Follonia, non un fallo di squadra, commesso da Lorenzo Masini. Allora Cardella per Bugatti per Pesavento controllato da Fabri, scarica dietro per Marchetti, va al finta ancora il tiro Marchetti e la dà a Cardella attaccata da Lorenzo Masini che va in contropiede, porta via la pallina 1 contro 3. Lorenzo doveva secondo me gestire meglio la pallina in questa situazione, perché se trovavo da solo in quella situazione me lo darla dietro. Sì, no? o puntava direttamente l'avversario, ma era molto lento e quindi lì ancora occasione, e arriva anche il gol di Adriano Maggi. Quello che avevamo detto era questo: il Follonia va in possesso con la sua difesa aggressiva, come si vede dal replay, due difese aggressiva. Vediamo Adriano Maggi porta via la palla proprio a Pesavento, si ferma lì col tiro e lo conosciamo le qualità del tiro di Adriano, sì. Riesce a bucare la rete del gran gol, una bella ripartenza, ha recuperato molto bene la pallina con l'aggressività difensiva che sta mettendo tutti, magari lui in particolare, e quindi ha fatto un gran bel gol Adriano. Allora a me mi dicono personalmente, specialmente il regista qui mi dice che so troppo di parte, però mi sembra giusto tifare per questi ragazzi, siamo del Follonia, non posso dire il contrario. No, stai zitto, no, mi interessa. Ti farei sentire altre telecronache addirittura. Sono ragazzi giovani, sono ragazzi giusti che vengono incitati da chi commenta. A me mi paga mia Sky, mi paga nessuno, però sono del Follonia e quindi tifo loro. Bravissimi, quindi il Follonia è in vantaggio per 1-0 con un gol di Adriano Maggi, bellissima azione. E quindi si riparte a questo punto con i Pumas ancora il possesso di palla sempre Cardella per i Pumas, dietro a Mora ancora a Cardella va in accelerazione, controllato da Maggi, sentiamo le grida del disperato di Alberto Aloisi dalla panchina, si sentono da qua, mette palla in mezzo meno male che c'era Jacopo Mariotti in contropiede ancora Masini, stava per dare una bella azione, l'idea era giusta. Ha alzato la testa un attimo in ritardo, quando già il giocatore del Pumas aveva messo la stecca. E ancora il Follonia con Fabri, tutte e due, blu a tutte e due, mi sa che l'arbitro o ammonisce, no, blu a tutte e due. Blu sia a Mariotti che a Mora. Rivediamo se si vede il replay, ce lo fai vedere il replay regia se è a posto. Rivediamo un attimo, qui Mora che va, non si vede niente, non ce l'abbiamo. Una volta ci serve il replay, non ce l'abbiamo. È l'iter di lei. A volte l'arbitro decide così, blu a tutti e due. E così almeno tutti a casa. Si riprende in questo caso, si stabilisce la parità numerica, quindi si torna 4 contro 4, due ragazzi hanno preso 2 minuti ciascuno. Allora palla in mezzo con rientrato intanto Lorenzo Bonucci, controlla Bonucci, Pesavento, va al tiro, palo di Pesavento, graziato il Follonia dal palo. Pesavento ancora, va a Pesavento, controllato da Masini, ancora Cardella per Pesavento, sempre controllato da Masini, raddoppia Maggi, però lascia Masini e va
a controllare Bigatti in centro area. Ancora Bigatti, la dà a Pesavento che cercava di servire Pezzini ma non ce l'ha fatto, quindi ancora Fabbri e Follonia. Bellissima l'azione di Edoardo Fabbri che vede il suo compagno sulla fascia e la dà a lui, non controlla bene Lorenzo e quindi si riparte un contropiede di Pumas. Ancora Pezzini fermato dalla stecca di Fabbri, scontro di stecche, la pallina si alza, rimessa in gioco, ci arriva prima Edoardo Fabbri. Ancora scontri tra i giocatori dell'arbitro va a redarguire stavolta la panchina dei Pumas. L'arbitro sta zitto. Sì, a volte capita anche questo. Diciamo che c'è silenzio e se uno apre la bocca si sente e lui non vuole sentire niente. Magari se ci fosse più gente a palazzetto magari ce la conosceva neanche. non si sentiva nemmeno. Ancora Edoardo Fabbri controllato da Cardella, riesce Cardella a portare via la palla, non Lorenzo riesce da solo davanti alla porta. Occasione per Lorenzo, tutto bene tranne la posizione del tiro. Gestita bene, Lorenzo poteva rientrare invece di allargarsi ma ha fatto comunque una bella azione, un buon movimento. E allora Pezzini per i Pumas scambia con Pesavento dietro porta, controllato da sempre Lorenzo, si gira Pesavento al tiro e allora il Follonia torna in possesso di palla però con Fabbri allora chiede Bonucci chiede palla e Fabbri la dà ma non è preciso il passaggio e quindi nulla di fatto e Pumas ancora in possesso di palla. Pezzini per Pesavento scambia ancora con Pezzini, ancora il fallo sopra la testa, ancora un altro time out per la panchina del Follonia. Ovviamente l'allenatore Alberto Aloisi non è soddisfatto dei suoi ragazzi che però comunque stanno facendo una partita veramente intensa, aggressiva. Sì, penso che lui può essere soddisfatto di quello che stanno facendo, forse in questo momento un po' meno perché al di là di quelle 2 o 3 ripartenze importanti che hanno avuto stanno avendo poco possesso palla, un attacco da 5 secondi, 2 attacchi da 5 secondi, 3 attacchi da 5 secondi, a volte non è ottimale, penso che sarà chiesto di tenere un po' più di possesso in attacco perché se no si passa tutto il tempo a difendere. Certo. Sentite ragazzi com'è veramente, queste sono diagnosi tecniche, giustamente mi perdonerete, io non posso fare, ecco perché mi affianco a personaggi come Sergio che di oggi ci accampano da anni. Intanto anche Mirko sta dando azioni ai suoi. Mancano 8 minuti alla fine del primo tempo, 8 minuti 08 secondi, mancano appunto questi minuti qui, il punteggio è sempre 1-0 per l'Irion Follonica con 6 falli per il Follonica e 1 per i Pumas. Stiamo attenti perché ricordiamo che il 10° fallo c'è la punizione di prima, già a fare 6 falli nel primo tempo, poi c'è tutto il secondo tempo. E allora va Edoardo Fabbri per il Follonia, in accelerazione, controllato da Pezzini, mette in mezzo una palla e però non riesce Filippo a controllare, allora però Lorenzo Masini che cade, ma ancora il Follonia con Galgani, fallo generoso perché il numero 7 dei Pumas a mio avviso aveva pattinato sul posto, ma insomma va bene così, non discutiamo le regole diciamo le indicazioni dell'arbitro perché non ci interessa discutere gli arbitri. Allora però con i Pumas, con Marchetti per Pezzini chiede movimento a suoi, non lo fa nessuno, allora va da solo, controllato però da Galgani e allora gira dietro per Marchetti ancora, blocco per Pezzini ma il giocatore di Pumas la scambia con Cardella e poi con Carrieri, ancora Cardella, si accentra Cardella, scambia per Marchetti, libera lo spazio Marchetti e va al tiro, ma ancora Marco è pronto con il guantone e respinge e allora Galgani per Masini attaccato da Cardella, porta via la palla, la dà a Marchetti a Pezzini, mette in mezzo la palla, una pallina vagante dove arriva prima Pezzini, fortunatamente ci mette la stecca anche Edoardo Fabbri e quindi nulla di fatto, riparte il Follonica in accelerazione, in contropiede ancora il Follonica,
dietro per mettere la palla, bellissima palla di Edoardo, sì, sotto gamba, ci arriva anche Lorenzo e prende il palo. bravo Edo, è sfortunato Lorenzo. Sarebbe stato un Eurogol perché Edoardo mette il sotto gamba, una palla in mezzo, Lorenzo ci arriva ma niente di fatto. Ancora fallo. Le urla della Loisi intanto le sentono anche dalla stazione, ci hanno detto che non sentono gli annunci dei treni, sentono le urla della Loisi. Ha ragione, chiedeva al suo ragazzo di salire, di fare un passino avanti. Eccolo il gol, si merita il gol Lorenzo Masini. Grandissimo gol di Lorenzo, Bravissimo. grandissimo gol di Lorenzo, una palla alta messa quei contagiri da Pippo, e Lorenzo è stato molto bravo a metterla Complimenti dentro. a Lorenzo Masini e si merita veramente il gol, ha avuto già diverse occasioni che non aveva realizzato, è arrivato il gol, tra l'altro un bellissimo gol, e si prenderà con il 2-0 per l'Irion Follonica. E allora si riprende 2-0 per il Follonia, ma mancano 6 minuti e 23 secondi alla fine del primo tempo. Cardella per Mora per Cardella ancora, va Mora ancora al centro, va al tiro, respinge con il guantone Marco Mugnini, bellissima palla ancora, veramente Lorenzo è entrato benissimo in partita, Lorenzo Masini è entrato benissimo in partita, però stavolta prende il blu perché schiaccia alla sponda il giocatore del Pumas. Quello già Lorenzo, pronto il blu. Sì, ci può stare, questo ci può stare, sulla sponda poteva magari non volontariamente, poteva comunque fare male perché la sponda è dura, Certo. quindi ci poteva stare. Va bene, non è sicuramente una macchia per la partita di Lorenzo, perché comunque non veramente ha espresso un gran dote a mio parere, ha avuto tante occasioni, ha fatto benissimo anche uno scambio ora che Lorenzo invece Bonucci non ha realizzato nel migliore dei modi. E niente, Follonica in 3, punizione prima per i Pumas, vediamo che andrà al tiro e speriamo che Mugnaini ci metta il guantone. 5 minuti e 58 secondi, 2-0 per il Follonia, 6 falli per il Follonica e 2 per i Pumas. Beh, insomma, la partita è quella che dicevi, Sergio, partita insomma maschia, partita anzi dura. Partita dura, partita insomma che dà tante penso giocata bene da entrambe le parti, un po' più di possesso da parte del Pumas, Follonica più sulle ripartenze, però una bella partita. Sono partite gradevoli, ci piace vedere queste, Lohi ci piace vedere, Lohi non attendista ma Lohi magari ci dà qualche occasione, va sul dischetto dei 7,5 metri, mi sembra sia, quant'è la distanza? Non mi ricordo. A dire la verità, Arriva il gol di Cardella, riesce Marco a fermarla all'inizio, però non la devi e basta, e quindi la pallina va in porta. Accorcia le distanze Pumas quando mancano 5 minuti e 55 secondi, però l'aveva presa, però non è bastato e quindi la pallina andava in porta. E allora si riparte col Follonia con Fabbri controllato da Marchetti vai da solo, fa fallo, gli fischia un fallo, non ho capito sì, il fallo è iniziato qui dove c'è l'arbitro, okay. Anche se avrei potuto lasciare seguire perché Edo comunque era entrato in aria. Ha messo anche una palla a mezzo. Vabbè, ripartiamo con la rimessa in gioco di Filippo Calcagna da Adriano Maggi si scontra con Marchetti, la palla esce da sola e la prende Edoardo. Fabbri a Galgani a Fabbri ancora, cerca di saltare Mora ma Mora non si fa ingannare, allora la dà a Maggi lungo la sponda per Agresti a Fabbri, riesce nonostante l'attacco di Pezzini, riesce ad avere la palla Edoardo Fabbri, ancora Fabbri che con una mano cerca di mettere in porta ma il tiro è debole e il portiere riesce ad intercettarla. Ancora in controllo di palla ai Pumas con Pezzini, poi a Marchetti
Marchetti, Mora fa il blocco per cercare di mandare al tiro Marchetti, ma niente di fatto. Allora Pezzini per Mora lungo la sponda per Carrieri cerca di accelerare ma controllato da Maggi a quel punto Carrieri dietro per Mora, ancora lo scambiano i due, ancora Carrieri, però il tempo passa, mancano 10 secondi alla fine dell'azione di gioco, ancora Mora, sentite le stecche i colpi di stecca del portiere perché stava per finire appunto i secondi di attacco. Allora Maggi però torna in possesso di palla, spinge lungo per Agresti, intercettata la palla da Mora, ma Maggi fa protezione col corpo, la dà a Fabbri in contropiede, da Agresti e mette in mezzo una bella palla, bellissimo scambio, bellissimo triangolo tra Agresti, tra Fabbri, Agresti e Maggi, mette una bella palla, non è incisiva l'azione di Maggi e qui nulla di fatto. Stavolta va il tiro Mora e respinge Mugnaini. Grandissima occasione da parte del Follonica, ma altrettanto da parte del Pumas, una parata difficilissima da parte di Marco, una palla rasa terra sulla mano della stecca. Azioni da una parte e dall'altra, aumentano però i falli del Follonia, siamo già a 7 quando mancano 3 minuti e 44 secondi. Carrieri in possesso di pallina, si ferma, alza la testa, la dà lungo la sponda per Pezzini, controllato da Maggi, ancora scambia con Carrieri va in velocità, Carrieri, fallo di Mora su Galgani, un blocco forse troppo blocco e quindi l'arbitro ferma il gioco, un fallo per i Pumas. 7 falli per il Follonia, 4 per i Pumas quando mancano 3 minuti e 31 secondi alla fine del primo tempo. Fabbri per Maggi alza la testa, va con lunghe falcate, lungo la sponda da solo, Adriano va al tiro ma il tiro intercettato da Carrieri che lo ferma e nulla di fatto, e quindi Pumas ancora in possesso di pallina. Ancora Carrieri per Pezzini per Mora, non controlla benissimo Mora, attacca Galgani e quindi è costretto ad arretrare Mora, la dà Pezzini lungo la sponda, gira in profondità per Marchetti dietro porta, controllato da Agresti e però sbaglia Marchetti, va Filippo da solo, era riuscito ad andare dalla parte giusta, ha sbagliato, andava di là. Sicuramente sarebbe la migliore opzione, era dove era andato prima. Esatto, è andata a ritrovare l'uomo, si suol dire, giusto? Sì. E quindi niente da fare, quindi Marchetti per Mora per Carrieri ancora controllato da Fabbri, va il tiro al volo Mora, tiro impreciso e quindi facile per Maggi ancora a Fabbri per Agresti per Maggi. Ricordiamo che nella rosa di Aloisi manca sempre Margheriti, un altro ragazzino di qualità. Assolutamente, è da un po' di tempo che ha problemi fisici, sì. Speriamo ritorni presto. Ci auguriamo che Francesco Margheriti torni il prima possibile perché fa bene sia alla 2, alla 19 e al Follonia in generale. Ancora Galgani controllato da Marchetti, però la dà a Maggi indeciso sul da farsi e perde tempo e arriva l'infrazione di 5 secondi. Intanto il Pumas chiede il time out, manca 1 minuto e 44 secondi alla fine del primo tempo, punteggio sul 2-1, occasioni da una parte e dall'altra. A mio avviso più del Follonia che dei Pumas. Sì, quelle più eclatanti sì, anche se ripeto il Pumas ha più pallino del gioco, più possessi palla più lunghi, ma le occasioni forse più nitide sono state del Follonia. Rivediamo intanto, la regia ci manda qualche replay, questa occasionissima di Adriano Maggi, si è fatto trovare da solo davanti alla porta, però non è riuscito a concludere in maniera ottimale. Intanto il nostro cameraman indugia sulla panchina dei Pumas con Mirko che sta dando le indicazioni ai suoi.
riprende con la sirena della fine del time out, 1 minuto e 44 secondi alla fine del primo tempo. Sarebbe importante riuscire ad andare all'intervallo con il vantaggio. Certo. Anzi, magari se ne viene anche un altro golletto, forse sarebbe anche meglio. È sempre meglio, ma sicuramente è meglio andare all'intervallo su un vantaggio. vantaggio che in pareggio. E allora il Follonia ci prova con Agresti dietro porta, allora va a Fabbri, va lungo la sponda, però riesce formica, direi formica atomica, perché veramente riesce a strappare la palla a degli avversari che sono doppio di lui. Una volta c'era un cartone animato che si chiamava La formica atomica, era la formichina rosa, te la ricordi? Leo, te la ricordi? E lo stesso Carrieri, perché riesce ad affrontare, siamo a livelli di Mazzinga, quel periodo lì, sì. Carrieri chiama il suo compagno Mora per andare al tiro, va al tiro, fortunatamente nessuno riesce a mettere la stecca, e allora strappa via tutti quanti e mette ordine Adriano Maggi. Adriano Maggi alza la testa, guarda un attimo, attenzione all'infrazione dei secondi, perché comunque c'è lo stesso, e esce poi Adriano Maggi dalla sua metà campo e va al tiro. Palla alta, però mi sembrava deviata da una stecca di Pumas. Sì, sembrava essere stata deviata, però penso che l'errore di Adriano è stato voler tirare da una posizione che non è la migliore, con un giocatore addosso quando mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, quindi un possesso palla fino alla fine sarebbe stata la cosa più giusta. Ancora i Pumas in controllo di palla con Marchetti attaccato da Agresti. Agresti riesce a non far movimento, Agresti però la Pezzini e va al tiro. Era questa la cosa che non voleva Sergio, giustamente, come diceva lui, controllare palla quando manca 10 secondi alla fine è la cosa migliore piuttosto che buttarla via. E allora va Galgani, mancano 3 secondi e suona la sirena della fine del primo tempo con il Follonia in vantaggio 2-1, quindi quello che si auspicava Sergio è arrivato, quindi l'Iren Follonia va a riposo con il vantaggio di 2-1 e nulla di fatto. Dicevano sempre andiamo a bere il tè caldo. A me non mi piace il tè caldo. Nando voleva bere quell'affare che beve lui, non ce l'aveva dietro l'altro giorno. Te che vuoi bere? Io mi prendo un caffè, prendo un caffè. Prende un caffè, Sergio si prende un caffè, io un po' d'acqua e ci sentiamo alla fine per il secondo tempo. Intanto da regia, che sembrava non facesse nulla, invece stava registrando la partita per mandarci il replay dei gol. Eccola qua. Con Edoardo rivediamo il secondo gol, bellissima l'azione e la conclusione di Lorenzo al volo, è stato un bellissimo gol, e qui appunto il dritto per dritto di Cardella è passato nel mezzo ai cosciali di Marco. Sì, perché è un punto dove la palla entra, ok. Dove la palla entra, spesso e volentieri i portieri uscendo quei gambali alla spagnola, si dice... Alla spagnola? Sì. Qualcuno dice così, lo dico anch'io. Anche se sono portoghese. C'è sempre spazio dove la palla può passare. Io penso che lui l'ha tirato con intenzione di metterla lì, toccata, ma non è riuscito a pararla Marco. E allora un saluto a tutti, ci risentiamo tra 10 minuti per l'inizio del secondo tempo.
Ben ritrovati sempre dal Pallarmen di Follonia per il secondo tempo della partita tra Irem Follonica e Pumas. Punteggio 2-1 per il Follonica. Si è ripreso con la rimessa in gioco del Follonia con Maggi che controlla la palla, attaccato da Corrieri. Corrieri riesce a dare a Pezzini, va in contropiede per Mora. Mora allarga per Marchetti. Marchetti ancora a Mora, ma arriva l'anticipo di Mariotti e riporta in attacco la sua squadra. Mariotti ancora attaccato da Marchetti che porta via la palla, controlla Marchetti con tutta la calma del mondo, va ora invece in accelerazione, si ferma ancora Marchetti, cerca compagno, trova in Carrieri ancora per Marchetti, Carrieri porta palla ancora, non la dà nessuno, la dà soltanto a Pezzini, scambiano lateralmente i due, Carrieri ancora dietro per Mora, fischia ancora l'infrazione. Ricordo a tutti quanti, a fianco a me come commentatore tecnico c'ho il mister della 1 Sergio Silva e quindi ci dà le sue indicazioni tecniche, veramente un ottimo lavoro. Sergio, non è vero che non ti riesci a fare questo lavoro qui, ti riesci a fare questo lavoro qui. Quindi pensaci, quando finirai la carriera dell'allenatore vai a fare il commentatore. Non mi sento più a mio agio in panchina. Quello ci posso credere, Sergio. Ancora Edoardo, attaccato da Pezzini, Pezzini per Carrieri va in accelerazione, cerca di mettere in mezzo una palla, ma Adriano Maggi ci mette il pattino, la serve subito a Edoardo Fabbri, attacca e salta, cerca di saltare Marchetti, non ci riesce e quindi va in contropiede ancora i Pumas. Mora, scambia per Marchetti, mette in mezzo una palla, non ho capito come l'ha messa in mezzo, l'ha messa molto bene, ha visto l'entrata dell'uomo centrale, il suo compagno, e l'ha lasciata lì. Bravi poi comunque la difesa del Follonica riuscirà ad allontanare la palla. Ancora va al tiro Mora, respinge Marco che però commette secondo me una sciocchezza. Sì, penso di sì. Va a cercare la pallina in alto cercando di respingerla, non riesce a prenderla, si allontana dalla porta e va al tiro. Fortunatamente, diciamo, per il Pumas trova la porta. Si è messo, sì, secondo me era da evitare alzarsi per andare a prendere quella palla, anche perché ha messo in difficoltà lui stesso e il suo compagno, i due non sono riusciti ad allontanarla e è venuto il gol. E arriva il pareggio dei Pumas, tutto da rifare per il Follonica e quindi ancora in controllo di passe Pumas, subito si accende la luce del time out per il Follonica stesso. Carrieri per Mora va al tiro, Mora ancora nel mezzo, intercettata da Maggi controlla palla, la dà a Fabbri va in accelerazione, non ce la fa passare tra la sponda e Marchetti e quindi nulla di fatto. Arriva il time out del Follonica, rivediamo l'azione, vediamo il gol se ce lo fa vedere la regia. Il gol, grazie, se ci fanno vedere il gol magari. Non abbiate furia perché tanto non siete qui a Follonia, non si deve avere furia. E questa è un gran bel cavallo, diceva una volta un mio amico. Eccolo, finalmente arriva il gol, vedete Marco va a cercare di mandare via la pallina, non riesce a rientrare in porta nel momento giusto, arriva il tiro del giocatore dei Pumas come se fosse porta vuota. Vabbè, dai, niente, si riprende. Per forza. Per forza. Però niente, situazioni che possono capitare. Io vorrei raccontarvi un aneddoto. Io ho mangiato accanto a Silva una volta a cena e c'aveva il telefonino con la partita di hockey spagnolo lì davanti. Ora è qui accanto a me che fate l'ora e c'ha il telefonino con la partita lì davanti. Cioè tutto il giorno guarda le partite di hockey. Fa parte del mio lavoro. Sì, c'è il Trissino che sta giocando, la nostra prossima avversaria, e sicuramente non la sto guardando come dovrei, ma lo farò poi quando arriverò a casa. Ancora i Pumas in attacco con Pezzini va dietro porta con Mariotti attacca Pezzini, allora Fabbri va da solo,
in contropiede la dà Maggi, Maggi scambia malissimo con Mariotti e Follonia perde palla, riconquista Fabbri, attaccato però da due giocatori di Pumas, riesce a scaricare per Mariotti, Mariotti ancora, la dà per Galgani, Galgani cerca di passare in mezzo a due ma non ci riesce e quindi Marchetti Carrieri porta via la pallina con la sua velocità, la dà a largo a Pumas, va da solo, c'è una prateria davanti Mora, si trova solo Fabbri, tenta un alzo e schiaccia, non riesce e quindi Follonica ha perso una grandissima opportunità perché anche il 4 contro 3 è una superiorità numerica e poi una buona difesa da parte del Pumas, molto aggressivi, recuperano la palla, non dico con molta facilità, ma mettono molto in difficoltà la squadra del Follonica. Ancora Maggi per Fabbri, Fabbri va e gira per Mariotti, intercettata la pallina da Mora, va Edoardo da solo in area e non riesce a mettere dentro la palla, riesce il portiere dei Pumas, occasionissima. Sì, molto bravo Edoardo a crearsi questo spazio. Marchetti controllato da Mariotti, Marchetti per Mora, Mora non controlla benissimo però poi riprende la pallina e va a Pezzini, ancora scambiano i due lateralmente, chiama uno schema Mora, lo segue Pezzini, allora ancora Pezzini, ecco Pezzini per sbaglia, Pezzini va, Mariotti intercetta la pallina ma non la controlla, non riesce a controllare, anzi cede la pallina a un giocatore dei Pumas e quindi subito un'occasione per i Pumas e si riparte però con il Follonica ancora, non c'è tregua da una parte azione da una parte all'altra, si riparte subito in contropiede ancora però il Follonica, stavolta il controllo di palla con Mariotti, scarica dietro per Fabbri, Fabbri per Galgani, Galgani va in centro area cercando lo spazio giusto, lo trova in profondità Maggi, Maggi gira dietro porta, vuole mettere in mezzo una palla, tenta un alto e schiaccia ma la pallina è troppo alta. Sì, un buon momento di contropiede da una parte e dall'altra, intelligente poi il giocatore del Follonica dopo due ripartenze a tranquillizzare, a mettere un po' di ordine nel gioco e fare un possesso più lungo. Carrieri per i Pumas con Mora, Mora con Marchetti, Marchetti a Carrieri, lo trova in area, è entrato nel frattempo di Pumas Cardella e per il Follonica Masini, Marchetti scambia dalla parte opposta per Cardella, Cardella alza la testa ma non trova nessuno e fa il movimento giusto, lo trova in Mora, Mora allo stesso non avanza perché non trova il compagno libero, stanno per scadere 45 d'attacco ma Galgani intercetta palla e la porta via, scarica con Maggi, Maggi per Masini, Masini per Fabbri, Fabbri va in accelerazione lungo la sponda, Fabbri controllato da Marchetti, ancora Fabbri protegge palla, Fabbri, spinta di Marchetti, resiste anche alla spinta e continua, mette un diagonale per Galgani, Galgani a Masini, Masini mette una palla in mezzo, non riesce il passaggio filtrante per Galgani, allora il Pumas in controllo di palla, ma lo stesso Cardella non controlla all'inizio e poi invece sì, e quindi si riprende con il giro palla dei Pumas. Mora ancora chiama l'esterno Cardella, ancora Mora avanza da solo, scarica per Cardella, Marchetti dalla parte opposta, va Marchetti per Carrieri controllato da Maggi, non riesce a trovare gli spazi, scambiano i due, smanaccia un po' Carrieri ma niente di fatto e quindi si va con Marchetti al tiro, respinge benissimo questa volta Marco Mugnaini, aveva trovato la porta subito al tiro Marchetti ma Mugnaini non si fa trovare pronto, ancora Cardella gira per Mora ancora Cardella, controllati uno da Maggi e uno da Masini, cerca di servire, va Adriano, riesce a entrare in possesso palla, si mette in aria e non riesce a concludere come doveva Adriano e quindi nulla di fatto. No, ma ha fatto bene, è stato bravo il portiere, bisogna anche dare il merito a chi ce l'ha, in questo caso Adriano ha fatto tutto fatto bene, è stato bravo il portiere. Il portiere in questo giochino è fondamentale, Sergio? Come in tutte le discipline
qui forse si sente di più perché è una disciplina molto veloce e la palla può arrivare in porta molto velocemente. Dopo 5 secondi la palla è già di là. Allora Galgani per il Follonica, dietro a Maggi. Maggi va per Fabbri. Fabbri cerca l'accelerazione, intercettata la palla ma con una steccata, anzi no, intercetta la palla Cardella, la butta fuori. 17 minuti, risultato fermo sul 2-2. Intanto il portiere ha chiesto del Pumas ha chiesto di pulire la maschera. Quindi il gioco è fermo. Ricordiamo i marcatori: Masini e Maggi per il Follonica e Pezzini e Cardella per il Pumas. Palla a 2, sulla palla Pesavento e Fabbri, spinge Pesavento Fabbri, ma Fabbri resiste, anzi porta via la palla con autorità lungo la sponda per Masini. Masini non controlla benissimo perché Pesavento stava commettendo fallo, e allora Fabbri ancora per Masini, ancora Cardella per Mora. Mora va da solo, scarica per Pesavento, si trova tu per tu con Mugnaini, respinge Mugnaini ma la pallina è sempre lì intorno all'area del Follonica, la stecca tra Maggi e Mora, non riesce Maggi a portare via la palla a Mora, anzi ci riesce in questo momento caotico. Sì, con un po' di confusione da una parte e dall'altra. Ci può stare, comincia ad arrivare un po' di stanchezza, quindi può essere naturale. E allora Mora, spinto da Galgani, controllato anche da Masini, però riesce ad andare via. Si cambiano i giocatori del Pumas. Mora tenta il finta del tiro, liscia però la pallina, e allora riesce Adriano a tornare in possesso di palla, ma il portiere soffia via la pallina dalla stecca di Adriano. Ottimo intervento del portiere. Assolutamente sì, non era facile, comunque Adriano ha fatto quello che era possibile, l'ha trovata lì, ha spinto, è riuscita a prenderla prima che arrivasse al portiere. E ora c'è Galgani sulla pallina, aveva provato ad andare da solo ma l'ha subito preso dal giocatore dei Pumas. Un po' di agitazione nella panchina dei Pumas per un fallo richiesto eccessivo, direi. Eccessivo il blu. Non ho visto. Ci sa un replay, qualcosa per vedere? Non ci sa nulla. Niente, nei momenti calienti non c'è replay, non c'è mai. Io quasi vorrei cambiare regia perché mi sembra impossibile che non si possa vedere nulla. Niente, l'azione continuava, quindi blu per Filippo Galgani, Cardella sul dischetto e ancora Marco in porta. E ancora arriva ancora una volta il gol di Cardella che la mette al 7. Sì, questa l'ha tirata bene, ma come la prima, questa sembra il tiro più forte, ma anche il primo secondo me aveva voluto metterla lì, e anche questa l'ha messa lì dove voleva. Imparabile, un gran bel gol. Niente, quindi Pumas in vantaggio. Ha recuperato, diciamo, il 2-0 dell'inizio. Pumas va in vantaggio per 3-2.
Si riparte con il Follonia con Maggi ancora, contro Laura Pesavento. Maggi lateralmente per Fabbri, Fabbri per Maggi, Maggi ancora a Fabbri, Fabbri per Maggi, Maggi ancora, scambiano i due nella metà area del Follonica, va lungo la sponda Fabbri, gira dietro porta e cerca di metterla in porta sul primo palo del portiere, ma il portiere è pronto. Che però sbaglia e commette l'infrazione dei 5 secondi. Bonucci sulla palla, Bonucci per Fabbri, Fabbri per Maggi, Maggi ancora, cerca di saltare Cardella e però fa buona guardia e quindi non ci riesce. Ancora Maggi controlla sempre la Cardella, cerca di portare via la palla, costretto a darla verso Fabbri che la dà dalla parte opposta a Masini, passaggio non preciso e quindi nulla di fatto. Bigatti per i Pumas torna in possesso di palla e Cardella stavolta al volo anche lui, fortunato Bigatti nel rimpallo della sponda, si trova la pallina servita come se fosse un assist e quindi si butta ancora. Ora sembra una gara di tuffi è diventata questa partita. Sì, penso che c'è stato un contatto leggero, ma ha accentuato assolutamente la caduta. Si riprenderà con una rimessa in gioco dei Pumas per il Follonia, scusate, per 5 secondi, trasformata in un fallo di squadra. Ancora Maggi, Maggi butta fuori la palla, Maggi per la paura del fallo dei 5 secondi. Ha fatto bene, una difesa molto alta e aggressiva da parte dei Pumas, obbligati Adriano a tirare fuori la palla, che è la cosa migliore da fare in queste situazioni qua. Quale potrebbe essere la carta migliore per cercare di ribaltarla? Sì. Penso che fare quello che hanno fatto fino adesso, perché penso che Follonica ha fatto una bella partita fino a questo momento. Salire un po' più magari in difesa, perché quando si deve recuperare a questo siamo obbligati, ma poi affrontare nello stesso modo, con lo stesso spirito, cioè approfittare quelle occasioni buone che hanno avuto e penso che avranno ancora fino alla fine, perché la partita è ancora lì. Va Carrieri intanto, mette in mezzo una palla e fortunatamente per il Follonia Bigatti non riesce ad intercettare. Ancora Carrieri però in possesso di palla dietro per Bigatti. Stanno per scadere 45 secondi d'attacco. Scadono prima i 5 secondi di gioco nell'area diciamo dei Pumas. Follonia rimette in gioco in controllo con Agresti. Agresti la dà a Masini, abbracciato da Bigatti e Pezzini. Ancora Pesavento per Pezzini, va in velocità Pezzini in area, però riesce il Follonia a intercettare palla con Maggi, 3 contro 2 ma non riesce Bonucci a controllare e andare al tiro. Ottima l'occasione per il Follonica, non riesce a concludere in porta in maniera corretta e qui nulla di fatto. Si riparte ancora, Pumas, Pezzini, Pesavento, controllato da Bonucci, lateralmente per Carrieri, Carrieri per Pesavento ancora, va in velocità Pesavento, prova a dare a Pezzini, Pezzini scambia con Bigatti, Bigatti ancora si tuffa senza nemmeno un minimo di contatto. Non c'è stato contatto dalla stecca col parastinco, ma non... E arriva il quarto gol. Sorpresa la difesa del Follonica da uno scambio. Rivediamo il replay del gol. Se la regia ci fa rivedere il gol, per favore.
niente, non lo possiamo rivedere e quindi nulla di fatto. Niente, fatto sta che la palla è andata in porta e quindi 4-2 per i Pumas. Intanto Galgani, va Galgani per Maggi per Galgani, mette in mezzo una palla e stava per concludere la rete in maniera ottima. Fabbri non ce l'ha fatta. Maggi va da solo, Maggi dietro per Fabbri ancora, mette in mezzo una palla, nel frattempo Galgani era in terra, non si sa come mai, insomma i Pumas controllano palla con Cardelli. Riesce Maggi a portare via la palla, 2 contro 1. Maggi poteva servire Galgani. Doveva servire Pippo. Cardelli si trova davanti al difensore, davanti a Mugnaini che riesce a respingere. Occasione persa per il Follonia. Maggi poteva servire tranquillamente Galgani, era solo davanti alla porta. Pumas sarebbe stata la decisione più giusta, servire compagno che in quella posizione era una posizione buonissima per concludere a rete. Intanto si accende anche la luce rossa dei falli, con 9 falli per il Follonia e 6 per i Pumas. Quando mancano ancora 10 minuti e 34 secondi alla fine della partita c'è tutto il tempo per il Follonia per pareggiare, addirittura andare in vantaggio, perché si sa che in questo sport tutto è possibile fino all'ultimo secondo. E allora Bigatti per Pesavento per Cardelli a Bigatti scusate, con Pezzini per Pesavento controllato da Maggi. Pesavento va da solo, la dà a Pezzini si accentra, ancora fallo di stecca alta e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del Follonia. Ancora Galgani per Agresti va a Maggi da solo in area. Maggi tenta l'alta e schiaccia, ma non è riuscito a concludere come si doveva. Ancora Fabbri attaccato da 2 all'angolo e l'arbitro non fa niente, anzi dà palla ai Pumas. L'arbitro non vedeva nulla, anzi ha dato fallo a Pumas nonostante avessero attaccato all'angolo. E niente di fatto. Nel frattempo ricordiamo i posticipi della Serie 1, dove si vede che il Bassano sta vincendo 7-3 contro il Grosseto e il Trissino 7-1 a Montebello. Fabbri era sempre in terra, si sta lamentando con l'arbitro delle spinte ricevute dai 2 giocatori dei Pumas. Ancora Pesavento con Pezzini a Bigatti a Pezzini ancora Pezzini che va lungo la sponda, controllato da Galgani, attacca Galgani, Pezzini riesce in qualche modo a portare via l'avanzi, no, arriva una stecca dei Pumas che portano via palla e nulla di fatto. In difficoltà il Follonia in questo momento. Sì, anche perché il movimento è esattamente uguale a quello che ha dato il gol del 4-2, uno scarico fuori, con la difesa tutta chiusa, che si sono persi l'uomo, adesso hanno fatto la stessa cosa. Stavolta Maggi ha dato palla, ma Galgani non è riuscito a concludere la rete in maniera ottima. Momento di blu ancora per Maggi, perché ha insultato ha avuto un diatriba con il giocatore dei Pumas. Sono queste le situazioni che si parlava prima, che sono da evitare, anche se non è semplice, il ragazzo magari è stanco, ritiene che sia stato anche toccato e c'era un fallo prima, però poi è inutile che vai a protestare. Comunque generoso il blu, perché non so cosa gli possa aver detto, ma insomma mi sembra un blu generoso. Vabbè, niente, noi non discutiamo l'operato dell'arbitro. Comunque ecco, diciamo, non niente punizioni prima, perché ovviamente il blu è venuto a gioco fermo e quindi soltanto l'infinità numerica.
E allora Cardella mette in mezzo una palla per Marchetti, non riesce a controllare Marchetti ma riesce da Cresti, attaccato da Cardelli. E allora Fabbri, attenzione, Fabbri va da solo, cerca di andare da solo Fabbri, anticipato però da Cardella che mette dietro una palla ma arriva prima Galgani cerca di andare dietro porta ma giustamente essendo in fila numeri è attaccato da due, mette in mezzo una palla dove Agresti poteva fare qualcosa di più forse, e niente di fatto, e quindi ancora Cardelli per Cardella. In questo momento Cardelli, l'altro era Pezzini, scusate. E allora va Fabbri da solo in accelerazione, perde palla, rimbalza la palla sulla sponda, non riesce a controllarla Cresti e quindi nulla di fatto. Ancora i Pumas in controllo di pallina. Marchetti per Cardella fermo da Cardella ancora, tenta il blocco Marchetti, Cardella ci finta il tiro, ancora la dà Bigatti, scambiano, Marchetti va al tiro, intercettato dalla stecca di Agresti mi pare, ancora Marchetti ancora il tiro, no, la passa a Cardelli, Bigatti per Cardella, ancora Marchetti, intercettata da Galgani la pallina, vanno 2 contro 2 con Fabbri che va al tiro ma Cardella mette la stecca e favorisce un suo compagno per un contropiede, un Cardelli in contropiede ma Agresti riesce ad intercettare il passaggio e quindi interrompe l'azione del Pumas, ma continuano i Pumas ad attaccare, ne esce Fabbri nel frattempo, anzi Asta, scusate, esce Asta dall'area, il Follonia è tornato in 4, ingresso di Asta nel quartetto foloniese, nel quintetto, diciamo così. Cardella ancora in controllo di palla. Il Follonia deve usare qualcosa di più, Sergio? Sì, in fase difensiva che poi in fase d'attacco, salire un po' con la difesa, essere un po' più aggressivi, in fase d'attacco magari cercare adesso sì magari gli attacchi più veloci, perché quanto più volte si arriva in porta dovendo recuperare meglio è. Ancora un'occasione del Follonia non gestita in maniera ottimale, ma insomma i Pumas tornano in possesso di palla e quindi girano ancora palle Pumas con Cardella per Bigatti, riesce Maggi, intanto è rientrato a portare via la palla alla Fabbri per Maggi salta, cerca di saltare un avversario che però lo stende, fallo per i Pumas. 5 minuti e 40 secondi alla fine della partita, 9 falli per i Pumas, per il Follonia, già accesa la luce rossa, e 7 per i Pumas, punteggio sempre 4-2 per i Pumas, con Edoardo Fabbri sta andando sulla sponda che perde palla, allora Federico Asta la intercetta a Maggi per Galgani ancora a Maggi ad Asta cerca di saltare un giocatore, non riesce, quindi la dà a Maggi ancora perde tempo nella sua metà e quindi infrazione di 5 secondi. Nel frattempo Pumas avevano richiesto un time out e quindi si riprende col time out. Momento di non lucidità. Arriva la stanchezza, è normale, e quando così è e dovendo recuperare, la lucidità non è quella sicuramente dell'inizio della partita. Si commettono più errori quando dovresti commettere di meno, perché devi recuperare 2 gol e devi fare cose fatte bene. Però il momento è quello, è ancora aperto perché 5 minuti sono ancora tanti, hanno avuto comunque l'occasione di poter avvicinarsi. Penso che ci saranno ancora, salendo un po' la difesa e provando questi attacchi un po' più veloci, perché cosa ha chiesto la Luisi? Visto guardavi cosa diceva, hai carpito cosa stava dicendo? Non sono riuscito a carpire le indicazioni. Forse abbiamo il quarto gol, Sergio, la regia si è svegliata tutto insieme e ci sarà il quarto gol, vediamo un attimo, arriva o non arriva? Arriva il quarto gol, eccolo qua. Vediamo Carrieri, va dietro porta, arriva una palla là e va al tiro. Lo scarico fuori, ha perso l'uomo Adriano un secondo,
è bastato per farlo ricevere e mettere la palla in rete col tiro al volo. E allora si riparte con Marchetti per i Pumas, con Carrieri per Mora, dietro avanti scusate, per Pesavento. Pesavento scambia ancora lungo la sponda con Mora si accentra un attimo, prova il tiro, ma la stecca di Maggi e riesce a mandare il contropiede il Follonica con Galgani. Si ferma Galgani perché non trova lo spazio per servire un compagno. Allora Fabbri per Maggi cerca di saltare l'uomo ma non lo trova e quindi riesce con Galgani ad andare avanti con Maggi ancora attaccato da Pesavento. Asta dietro per Galgani e va il tiro, ma Marchetti ci mette la stecca e nulla di fatto. Ancora Marchetti attaccato da Maggi, altissimo Maggi dietro la porta che cerca di attaccare, attacca anche Fabbri, il giocatore del Pumas, riesce ad ottenere un fallo e quindi Follonia resta alto e quindi con Galgani sulla pallina. 4 minuti alla fine della partita, sempre fermo sul 4-2. E allora Fabbri controllato da Pesavento, Fabbri costretto ad arretrare, anzi no, cerca di girare e di saltare Pesavento, riesce in qualche modo, però poi alla fine costretta da dietro per Galgani, tenta un tiro accompagnato per sorprendere il portiere ma nulla di fatto. Ancora Asta sulla pallina e allora Maggi tenta un alzo e schiaccia ma niente di fatto, pallina esce dall'area, il primo ad arrivare il Pesavento dei Pumas, però non spreca l'occasione e quindi la scarica dietro per Carrieri. Sì, Carrieri a Mora. Faranno attacchi veramente lunghi e cercare di far passare il tempo, arrivare a 40 secondi, magari meglio dalla parte di qua perché così non fischiano i 5 secondi. Parlo della squadra. E allora Galgani per il Follonia, mette in mezzo una palla Asta e Galgani non riesce ma si innesca il contropiede di Pumas, 3 contro 2 e ancora Pesavento da solo davanti a Mugnaini riesce a non farsi sorprendere e quindi il Follonia ritorna al contropiede con momento di concitazione tra i giocatori, tra Maggi del Follonica e Mora dei Pumas. Rivediamo in questo momento cosa succede, si scontrano i due spalla a spalla, cadono entrambi, portano via anche la porta e via. Si riprende una punizione per i Pumas con Marchetti, 2 minuti e 50 secondi alla fine della partita, ancora il risultato fermo sul 4-2. Maggi per Fabbri ancora, va Fabbri lungo la sponda per Asta controlla palla, mette in mezzo una palla non precisa però per Galgani e Pesavento torna in possesso e la dà a Mora per Carrieri a Pesavento, ancora Marchetti sono stanchi, Pesavento. I ragazzi del Follonica sono stanchi, è naturale, normale, non riescono a salire coi tempi giusti, a mettere la pressione giusta per crederci ancora quando mancano 2 minuti. Quello che ha fatto adesso Adriano stava per passare, peccato, era quasi passata, era la decisione giusta, servire Galgani in area ma toccato sulla una ruota del pattino del giocatore dei Pumas è stata deviata. E ancora Carrieri, 1 minuto e 48 secondi. Carrieri ancora Carrieri attaccato da Fabbri ancora il Follonica in possesso di palla con Galgani, la dà lungo della sponda per Maggi attaccato da Pezzini, scarica Maggi per Asta ancora, la dà per Fabbri si trova da solo in area, la mette in mezzo ma non se ne accorge proprio Galgani e quindi non riesce a concludere la rete, però la palla è sempre del Follonica con Galgani, ancora palla del Follonica, Galgani tenta
ancora un tiro accompagnato e poteva sorprendere l'ultimo difensore ancora lì in area, si tenta ancora occasioni su occasioni per il Follonica, ma niente di fatto, i Pumas Sì, portano via la palla dall'area. forza in finale, due belle palle messe dentro, una buona occasione che potrebbe far rientrare la squadra, purtroppo Nulla di fatto. E allora ancora smanacciano i due. 10° fallo per il Follonia, quindi punizione di primo quando mancano 43 secondi alla fine della partita. Niente, sembrava si fosse messa bene la partita per il Follonia, in realtà il risultato è stato completamente ribaltato. ma non devono pensarla così, perché hanno fatto comunque una bella partita, hanno provato, hanno avuto le occasioni, magari in quei 2 minuti penso che il 2-2, 3-2 gli hanno un po', non dico un po' tagliato le gambe, perché poi hanno continuato a provare, quindi non penso che si devono abbattere speriamo di no, ma tutto indica una sconfitta contro una squadra che poi alla fine il suo l'ha fatto, ha tenuto bene la pista, ma anche il Follonica. Intanto è andato al tiro ancora una volta Cardella, stavolta però la pallina rimbalza sulla stecca di Mugnaini. C'è stato uno scontro tra un giocatore dei Pumas non abbiamo visto nulla, riusciamo a vedere qualcosa? Niente, non riusciamo a vedere niente. Entra intanto i sanitari per cercare di soccorrere i carrieri e quindi rivediamo il tiro della punizione di prima. Momento di confusione blu per il giocatore dei Pumas, che è andato, diciamo, a discutere un pochino con un giocatore del Follonia. Anche il portiere dei Pumas redarguito il giocatore che è uscito anche dal suo allenatore dei Pumas. Intanto esce Carrieri con un vistoso colpo al naso. Non mi sono accorto di quello che è successo, peccato che si sia fatto male il ragazzo, sicuramente queste non sono cose belle. Una partita così bella e ben disputata da parte di entrambi, peccato che magari si finisce con queste situazioni, perché era stata fatta in modo leale da parte di tutti, e finirla in questo modo non è la cosa migliore. No, momento caldo, ci dispiace per un giocatore Pumas che abbiamo visto vistosamente perdere un po' di sangue. Non possiamo dire cosa è successo perché avevamo noi lo sguardo indirizzato verso l'azione di gioco, la telecamera era di là e quindi non sappiamo cosa sia successo. Gli animi si sono un pochino scaldati, però abbiamo visto solo a terra, sicuramente il colpo l'avrà subito, ma non so se fortuito o meno o anche cadendo per terra, quindi certo, non sappiamo come sono andate le cose, poi basta, finisci lì. Purtroppo, ripeto, spero che non si sia fatto veramente niente di grave. Niente, aspettiamo la rimessa in gioco, anche se la zona è un po' scivolosa, dove c'era appunto l'infortunio del ragazzo.
Tanto l'addetto del Follonia cerca di sistemare alla meglio la pista. ...38 secondi alla fine, Sergio, 4-2 per i Pumas, 10° fallo eseguito per il Follonia, contro il Follonia, nulla di fatto, e quindi niente. È difficile, 38 secondi sono pochi con 2 gol di svantaggio. Sicuramente ci proveranno perché adesso avranno questi secondi supplementari di salute. Ma nell'hockey non si può credo è finita perché spesso e volentieri le cose succedono anche con un secondo, a 0 secondi può succedere. Speriamo di provarsi. Speriamo che il Follonia riesca quantomeno ad accorciare a breve il risultato, per poi giocare gli ultimi secondi proprio in maniera migliore. Intanto superiorità numerica, 2 giocatori uno davanti all'altro per il Follonia. Andrà al tiro sicuramente Maggi, però perde palla. Deve essere un po' più veloce. 23 secondi. Comunque bisogna tirare. Dobbiamo andare al tiro, se non si va al tiro è inutile passare palla. Eccolo il tiro, la parata del portiere dei Pumas. 10 secondi alla fine della partita, ancora il possesso di palla del Follonica con Maggi. Maggi va al tiro ancora, non riescono. Momento di concitazione ancora momento di concitazione tra i scontro in area dei giocatori tra i giocatori del Pumas e l'asta. Sì, è stato spinto Edo, quindi se è andato addosso al suo portiere sicuramente la colpa maggiore è del suo compagno. Non mi ricordo adesso il giocatore del Pumas, e poi da lì nasce lo scontro. Ultimi secondi di fuoco, direi. Sì, l'ultimo minuto è successo un po' di tutto, diciamo purtroppo, perché avendo fatto penso 49 minuti belli di hockey duro ma leale, e finire così con queste piccole polemiche sarebbe meglio evitarle. È stata comunque una bella partita, ci siamo divertiti, il risultato non è quello che volevamo, perché purtroppo il Follonia sta perdendo a 4 secondi dalla fine, però comunque i ragazzi di Alberto Aloisi hanno dimostrato ancora una volta di essere cresciuti nel corso del tempo, e finisce così con il risultato appunto la vittoria dei Pumas per 4-2. Ragazzi di Aloisi, dell'Irene Follonia, molto sconsoli perché magari avrebbero voluto un altro tipo di risultato, si meritavano forse un risultato diverso. Sì, penso per quello che hanno fatto forse sì, si meritavano qualcosa in più, perché hanno tenuto testa a una squadra giovane ma di molta qualità, e non hanno sicuramente demeritato. Si sono impegnati con l'atteggiamento giusto, hanno commesso qualche errore che l'hanno pagata a caro prezzo, ma penso che possono essere soddisfatti della prestazione. Il risultato sicuramente no, ma della prestazione di quello che hanno fatto in pista penso che possono tenere assolutamente soddisfatti. Facciamo quindi complimenti dalla crona, dalla regia, diciamo, da tutti i ragazzi di Aldea Aloisi, l'allenatore, a tutta la panchina, per quello che hanno espresso in questa partita. E non è andata come volevamo purtroppo. Ringraziamo, chi è Emanuele Moroz? C'è da capire chi è lui Emanuele Moroz. Ciao Emanuele Moroz, non sapevo chi era, quindi aiuto regia. Niente, continuavo. Niente, quindi ribadisco, partita divertente, l'ultimo minuto è stato un po' caotico, il Follonia a nostro avviso non si meritava una sconfitta per quello che ha espresso, per il gioco che ha espresso, e comunque niente, logico è questo, dobbiamo prendere la sconfitta e portarla a casa, perché serva di lezione per la prossima volta. Ma di lezioni ce ne sono tante da prendere, sono ragazzi giovani, che serve proprio a questo, mettersi in gioco contro giocatori bravi, contro squadre brave, fa parte di quel percorso di crescita. Ripeto, io a mio avviso, guardando anche qualche allenamento, non tutto, ma le partite che le guardo, io vedo che i ragazzi sono cresciuti, si stanno impegnando, e quello è l'obiettivo principale. Bene,
E allora ringraziamo il nostro mister, come vedete in regia, ripresa dal cameraman. Un saluto a casa da tutti quanti, dal vostro Cristian Moda. Ringraziamo appunto Sergio Silva che ci ha dedicato il suo tempo prezioso, perché comunque sapete Sergio lavora sempre per migliorare la squadra, per migliorare tutto quanto. Guardando appunto la partita, ma era importante, la partita del Trissino, è preferito venire qui da noi e noi lo ringraziamo ancora una volta. Quando vuoi venire sei sempre ben accetto, quindi se prima finisse la stagione vuoi tornare, se ti sei divertito siamo contenti, se c'è la possibilità sì, lo faccio volentieri. Purtroppo, come tu ben sai, è la domenica che è il giorno di riposo per tanti, o almeno per noi, per i miei ragazzi, è il giorno che io lavoro di più. Ho perso, diciamo, 3 ore di lavoro, le recupererò quando arrivo adesso a casa, ma personalmente ti ringrazio. Se ho opportunità lo faccio ben volentieri, perché mi fa sempre piacere. Comunque sono ragazzi che fanno parte di una società a cui ci tengo, ragazzi a cui ci tengo, quindi vederli e parlare di loro mi fa sempre piacere. Bene, sono contento, un saluto a te, un saluto a tutti quanti, ci rivediamo alla prossima partita dell'Eriren Follonia Italia 2, un saluto a tutti, ringraziamo la regia di Leonida Romualdi e il nostro cameraman Andrea Burgio. Un saluto a tutti, grazie ancora.